Simone, ogni racconto nasce da un'esigenza personale, soprattutto per un autore. Quando hai sentito l'esigenza di raccontare questa storia, questo documentario? L'esigenza di portare questo racconto in un film è nata quando, diciamo, parlando con Giovanni, c'è stata l'idea di non fare un racconto della sua vita, ma di raccontare la vita. E l'idea, il gesto coraggioso di voler parlare di fragilità, di volersi mostrare in un momento di difficoltà e con una rinascita, è stato quello che un po' ha fatto scattare tutto quanto, perché non era semplicemente un raccogliere una serie di testimonianze e di aneddoti, ma era quello di trovare dei pensieri che potessero stare all'interno di una struttura narrativa legata alla musica. E questo è quello che ha dato un po', diciamo, la scintilla e la spinta a tutto il film. Quanto è importante per te, giovane autore, portare questo lavoro in una festa del cinema, in un mondo in cui la digitalizzazione ci rende sempre un po' più distanti? Allora, secondo me è molto importante portare un documentario, un film di questo tipo che ha il bisogno e l'ambizione di coinvolgere molte persone, molte anime, perché andando a fare dei discorsi che sono legati alla speranza, alla gioia di vivere, l'esperienza collettiva è un qualcosa che può e deve essere vissuta insieme. Se deve essere vissuta insieme all'interno di una festa come questa del Cinema di Roma o di una sala cinematografica, credo possa avere la massima espressione. Dopotutto è un documentario che ha anche la musica, e la musica ha la sua massima espressione quando la vivi durante un concerto, quando la vivi insieme ad altre persone, quando le emozioni, le corde che vengono toccate sono personali ma allo stesso tempo collettive. Grazie mille. Grazie a te.